ci siamo divertiti tantissimo e in tutto c'erano 187 persone in campo di 15 società e la metà erano facilitatori e l'altra metà erano atleti con disabilità. Ciao a tutti, sono Eleonora e sono la referente della squadra dei Popcorn, la squadra del rugby integrato che da questa stagione fa parte del rugby San Donà. Il rugby integrato è una squadra dove ci sono ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e i facilitatori, che sono persone che hanno voglia di emozionarsi e scendere in campo a facilitare gli esercizi ai ragazzi. Domenica c'è stata la prima tappa, le tappe finora sono state 2, noi per la prima volta domenica scorsa abbiamo portato in campo i ragazzi, è andata benissimo, c'erano 4 ragazzi in 2 gruppi diversi perché si scende in campo con la maglia della società, della squadra, ma si viene divisi in base all'abilità, in modo che chi scende in campo possa scendere alla pari con gli altri ragazzi. Quindi c'è il gruppo 2, quelli che hanno abilità più basse, e noi eravamo anche nel gruppo 3, quelli che hanno abilità medie, che riescono a fare i passaggi e a correre e quant'altro. La prossima tappa sarà il 14 dicembre a Milano e se avete voglia di emozionarvi vi aspettiamo a bordo campo e perché no in campo il giovedì dalle 6:30 alle 7:30.